Buonasera, grazie per essere venuti, sono felice di incontrarvi. Vi parlo in questa prima velocissima parte del mio intervento a nome di Angelo Cirina, il gestore del Lido. Aveva un altro impegno al quale non ha potuto sottrarsi e mi ha pregato di salutarvi e di ringraziarvi. Finito, adesso do la parola per essere rapidi. Abbiamo infatti cominciato un po' in ritardo per via dei 2 incidenti stradali che hanno rallentato fortemente il traffico. Adesso do la parola alla signora Maria Marongiu, che è l'editore e l'editrice del mio libro, Alfa Editrice. La parola a Maria Marongiu. Grazie. Grazie dottor Guerrini, io mi associo ai ringraziamenti per l'organizzazione della serata in questo stupendo e meraviglioso posto che è eccezionale davvero. Allora, a me il compito di introdurre e presentare il dottor Guerrini. Io dico che il dottor Guerrini non ha bisogno di presentazioni, storico giornalista della RAI, celebre per i suoi reportage, da Cagliari trasmetteva i suoi servizi di cronaca e di sport ai TG regionali e ai giornali RAI, ai giornali radio, ai TG, è un po' confonda la cosa, e ai TG della RAI. Dunque è stato componente della redazione di Tutto il calcio minuto per minuto, ha girato il mondo per raccontare fatti di cronaca e fatti drammatici come il terremoto in Argentina e così via. Devo dire che molto brevemente, questa è una sintesi per spiegare che ancora oggi molti lo ricordano e riconoscono la sua voce. Questo bisogna dirlo. Allora, in Sardegna lui si è occupato di fatti di criminalità relativa ai sequestri di persona a scopo di estorsione. Ricordiamo con tristezza quei fatti drammatici e bui della Sardegna che molto danno hanno arrecato all'immagine della Sardegna. Non dimentichiamoci, per chi della nostra generazione ha vissuto quei momenti, sono stati momenti drammatici, addirittura ci sono stati giornali che sconsigliavano ai turisti di venire in Sardegna. Io mi ricordo, dottor Guerrini, e lei lo sa bene, che in un anno ci furono in atto 8-9 sequestri di persona con 12 ostaggi tenuti prigionieri. Allora, intanto dottor Guerrini non è il primo libro che ha scritto, il suo primo libro è stata L'Anonima Sequestri, che è stato anni 69, dottor Guerrini, 70, ed è stato uno dei libri più venduti su questo argomento. Il numero uno, esatto. Lo dico con orgoglio. Esatto. Tant'è che io adesso le ho proposto la ristampa di questo libro, vero? E la ringrazio. Perché è stato un libro che ha fatto scuola, insomma. Allora, Banditismo, il libro che noi andiamo a presentare stasera, è la sua seconda edizione, un'edizione naturalmente nuova, sia nella grafica, però arricchita soprattutto nei testi e nella parte iconografica, diciamo, con nuovo materiale, nuove foto e così via. Dunque, di che cosa parla il libro? Il libro parla e racconta i fatti e il retroscena di tutto il lavoro svolto nella sua lavoro di reporter, quindi fatti e incontri con fuorilegge, con valenti magistrati e soprattutto delle forze dell'ordine. Ecco, diciamo così che Mario Guerrini è un testimone diretto di quel periodo. Però oggi, devo dirlo,
il giornalista Mario Guerrini non ha posato la penna, perché continua attraverso i social con il suo osservatorio a tenere desta l'attenzione, perché dobbiamo dirlo che lui ormai è diventato un punto di riferimento, perché si può dire che oggi è un giornalista intellettuale controcorrente, è bacchetta, è bacchetta in tutti i campi, in tutti i settori. Ecco, io posso dire di aver finito l'alfa editrice che io rappresento, da oltre 40 anni si occupa di promuovere la storia e la cultura della Sardegna con l'obiettivo, e la lingua, con l'obiettivo di far accrescere la coscienza identitaria del popolo sardo. Ecco, in questa, con la pubblicazione di questo libro, che inaugura una nuova collana, abbiamo sentito doverosamente di inserirlo nella nostra storia. E adesso cedo la parola al dottor Guerrini, che immagino vorreste sentire lui piuttosto che l'editrice del libro, vero dottor Guerrini? Questo libro rappresenta la sintesi della mia esperienza professionale. Io ho seguito i tragici fatti del banditismo in Sardegna in prima persona, andando al fronte, diciamo così, cioè girando per la Barbagia, facendo i miei interventi dai luoghi in cui avvenivano questi tragici avvenimenti. Il banditismo oggi è stato per buona parte totalmente dimenticato, anzi devo dire che c'è la tendenza a nascondere questa pagina buia della Sardegna. Io dico invece che con orgoglio noi sardi dobbiamo ricordare quegli anni, perché è stata una tragedia immensa per la Sardegna, che la Sardegna da sola, con l'aiuto delle forze dell'ordine, è riuscita a debellare, a eliminare. Proprio in Sardegna sono iniziati i sequestri di persona e proprio in Sardegna sono finiti. A un certo punto il sacrificio delle forze dell'ordine, poliziotti, carabinieri, che si sono prodigati in maniera incredibile per arginare questo fenomeno, ha consentito di estinguerlo. A un certo punto i fuorilegge dichiaravano, nel momento in cui venivano catturati, il sequestro di persona oggi non paga più, perché effettivamente l'azione delle forze di polizia è stata così efficace che per i fuorilegge, al contrario di quanto avveniva nelle prime fasi, era difficile portare a termine un sequestro di persona. Perché racconto questi avvenimenti? Li racconto perché io sono stato protagonista di alcune vicende particolari e particolarmente delicate di questi eventi, e perché ho voluto con questo libro fare in modo che queste vicende non venissero appunto dimenticate, che nella storia, volevo che nella storia della Sardegna rimanesse la memoria di queste vicende. Vi dico soltanto alcune cifre. Sono stati sequestrati circa 800 persone. Il bottino dei fuorilegge è stato si calcola, di circa 350 miliardi di lire. 80 ostaggi, qualcuno di più, il conto è 82-83, non sono tornati a casa.
E devo dire che girando per la Sardegna in quegli anni cupi si viveva veramente un'atmosfera terribile. Era una regione in ginocchio per quello che succedeva, e non soltanto per il dolore e la tristezza di assistere a queste persone improvvisamente strappate dalla loro quotidianità, dai loro affetti, dalle loro famiglie, ma anche perché questa tragedia è stata devastante sul piano economico per tutta la Sardegna. Imprese che chiudevano, aziende in enorme difficoltà, imprenditori della penisola che non venivano in Sardegna ad investire per il timore dei rapimenti, una situazione di insicurezza generale in tutta la Sardegna. Prima si pensava che il fenomeno fosse limitato alle zone centrali della Sardegna, la Barbagia e l'Ogliastra in particolare, poi invece il fenomeno si è esteso a tutta la Sardegna, Cagliari inclusa, anche Cagliari. E io ricordo come si viveva in quei giorni. Molte famiglie, molti ragazzi di famiglie benestanti la sera avevano problemi ad uscire, i genitori non volevano che uscisse. Cagliari fu svegliata drammaticamente da questo problema quando in Viale Marconi fu trovato fulminato da un colpo di fucile in faccia Gianni Picciau, che all'epoca era rappresentante della Mercedes. Tentarono di sequestrarlo in Viale Marconi, lui ebbe la sensazione, anzi la certezza, di aver riconosciuto uno dei fuorilegge, gli strappò la maschera e quello fu il gesto per lui fatale. Il bandito gli esplose un colpo a bruciapelo e lui cadde appunto senza vita, fulminato. Quel tentato sequestro fece capire, creando grande scalpore, che nessuna zona della Sardegna era immune da questo fenomeno. E c'è una spiegazione che io ho dato da subito. La classe intellettuale dell'epoca sosteneva che i sequestri di persona erano conseguenza della povertà della Sardegna, una assoluta, lo dico e perdonatemi per il termine, una assoluta idiozia. I sequestri di persona erano il risultato di azioni criminali portate spesso a compimento da giovani che appartenevano a famiglie benestanti del Morese. Molti sono stati i casi di fuorilegge che non avevano problemi economici, ma era la ricerca di questi giovani del denaro facile, e il sequestro di persona era quello che poteva soddisfare le loro esigenze in quel momento. E c'è da dire questo, che le zone più povere della Sardegna, il Sulcis, nessun individuo del Sulcis ha mai fatto parte di una banda di sequestratori. Perché poi i sequestri sono aumentati in maniera incredibile? Perché inizialmente le forze dell'ordine sono state ovviamente prese in contropiede, era un fenomeno nuovo, quindi non sapevano come fronteggiarlo. E poi il sequestro è un reato, soprattutto allora, era un reato facile. Si trattava di andare armi alla mano in casa di qualcuno, puntargli il mitra in faccia, non c'era nessuna possibilità di opposizione, si portava via l'ostaggio e via in campagna.
In Campania sappiamo come sono le campagne della Sardegna, la solitudine delle campagne della Sardegna. Tenere un ostaggio, un individuo, una persona per i banditi era più facile che custodire un gregge. I pastori dicono le pecore belano, l'ostaggio sta zitto perché sa che non può parlare, altrimenti ne va della sua vita, ed è così. Ma qual è stata la ragione della moltiplicazione dei sequestri? Io ho dato la mia versione e la versione è stata confermata dai fatti. I fatti mi hanno dato ragione. Non era la povertà, la molla che faceva scatenare questo infame reato, ma era semplicemente un istinto delinquenziale. A un certo punto i criminali si sono resi conto che con un sequestro di persona in un mese o due potevano realizzare in denaro contante somme notevoli, 500 milioni, 600 milioni, 1 miliardo, come è successo per qualcuno. E allora si sono dedicati al sequestro di persona, anziché le rapine o altri reati. E proprio per questo c'è stata una commistione tra la criminalità pastorale, quella appunto delle zone interne, della Barbagia e dell'Ogliastra in particolare. Questi criminali si sono affiancati alla delinquenza urbana ed è per questo che i sequestri si sono poi estesi a tutti i centri urbani, a cominciare da Cagliari, Sassari, Nuoro. Tutte le città come le campagne erano sotto l'incubo del sequestro di persone. Il sequestro è un reato terribile perché, come dicevo prima, in un attimo l'ostaggio viene portato in una realtà terribile, viene tenuto allo stato brado in una condizione di sudditanza psicologica nei confronti dei banditi terribile. Ricorderete la famosa, citata spesso, sindrome di Stoccolma. L'ostaggio a un certo punto dipende talmente dal suo carceriere che ne subisce la personalità e l'influenza. Il sequestratore riduce l'ostaggio in uno stato terribile. Qualunque cosa l'ostaggio debba fare, deve chiedere il permesso al bandito. La personalità del sequestrato viene totalmente annientata. Chi è riuscito a salvarsi, a tornare in libertà, ha avuto comunque la vita segnata per sempre. Io dico che il sequestro è come un omicidio, non toglie la vita, ma impone a chi lo subisce una condanna per tutta la vita. Ho sentito spesso in questi ultimi anni famosi fuorilegge, individui che hanno messo a ferro e fuoco la Sardegna, che hanno sulle loro spalle e sulla loro coscienza una teoria infinita di reati, ma reati gravi. Il sequestro di persona, la violenza imposta agli ostaggi, e questi individui, una volta catturati, per l'azione che continuano a sottolineare delle nostre forze di polizia e dei magistrati che hanno diretto queste indagini, ebbene dico che questi fuorilegge oggi, tornati alcuni in libertà, hanno anche il coraggio
di lamentarsi del trattamento che hanno avuto dallo Stato italiano. Si lamentano perché dicono che le prigioni italiane non sono prigioni all'altezza della dignità di un carcerato. Sarà anche vero, anzi, è anche vero. Ma io dico a questi signori, e avrò anche il piacere di dirlo in faccia a qualcuno, ripensino alle loro prigioni. Che cos'erano le loro prigioni? Io ho visto alcuni di questi personaggi che sono usciti dal carcere e sono in perfette condizioni. Posso dire di aver incontrato nella mia vita decine di vittime dei sequestri di persone. Per la rubrica TG2 e Dossier, che un tempo era molto molto seguita, feci un reportage di un'ora dedicato alle conseguenze della prigionia per i sequestrati. Il titolo del servizio del reportage era I giorni di dopo, e mi sono sentito raccontare da queste persone, uomini, donne, giovani, una ragazza pugliese giovanissima, quello che era stato e che era ancora e che sarebbe stato nella loro vita il sequestro di persona. E vi devo dire che in nessuna di queste persone ho trovato serenità. Uno dice, ma sono stati vittime dei sequestri di persona, appunto, sono tornati in libertà, e uno può pensare che il rientro in famiglia, il rientrare nella vita di tutti i giorni, sani una esperienza micidiale come il sequestro di persona. No, non è così. C'era uno di questi sequestrati che mi diceva, io la mattina quando mi faccio la barba, ogni volta penso sempre al fatto che per 3 mesi non me la sono potuta fare, e quando finalmente a casa me la sono potuta rifare, questo gesto mi è rimasto e mi rimane e mi rimarrà per tutta la vita. Ma è il disordine psicologico che sconvolge la vita di queste persone. Questi fuorilegge hanno anche violentato le loro vittime. Molte donne hanno subito questa terribile esperienza. Io penso sempre, ed è anche per questo che ho voluto scrivere questo libro, penso sempre al dolore di queste persone che comunque sono riuscite a tornare a casa, penso sempre al dolore delle famiglie che non hanno potuto riabbracciare i loro familiari perché non sono più tornati dalla prigionia. Io, seguendo l'evolversi degli eventi in giro per la Sardegna, parlavo con i familiari, parlavo con i pastori, parlavo con i poliziotti, i carabinieri, parlavo con i collaboratori RAI, che erano una fonte preziosa di informazione per me, perché erano tra l'altro degli uomini coraggiosi, perché agivano nel Nuorese, nell'Ogliastra, in zone dove dire una parola sbagliata poteva costare caro, molto caro. Questi signori hanno fatto con grande coraggio il loro dovere, il loro lavoro, e sono stati per me preziosissimi. E girando tutta la Sardegna in quegli anni io ho accumulato un tesoro di informazioni e di esperienze personali che non potevo certamente trasmettere nei miei resoconti radiofonici o televisivi. E quindi ho voluto raccontare questo patrimonio di conoscenze nel libro Banditismo. E infatti io dico banditismo, i segreti di un reporter televisivo, perché molte delle cose che troverete nel libro sono cose sconosciute, che solo io
sapevo. Io, ad esempio, sono stato l'intermediario tra la RAI e i sequestratori del piccolo Farouk Qassam. La vicenda accade nel 91. A un certo punto c'era una lotta molto aspra tra la RAI e Canale 5 per assicurarsi le primizie su questa vicenda. Il sequestro di questo bambino aveva turbato non solo l'opinione pubblica della Sardegna, non solo l'opinione pubblica dell'Italia, ma di tutta Europa. Si parlava di questo sequestro in tutta Europa. A un certo punto la RAI, la direzione della RAI, ben sapendo qual era il mio ruolo nelle vicende del banditismo, mi chiamò e mi disse: senti, c'è da andare, bisogna mettersi in contatto con i sequestratori, perché noi dobbiamo essere i primi a dare la notizia, quando sarà, della liberazione del bambino, e per avere già da adesso, ma il sequestro ormai era la conclusione, le informazioni più importanti su questa vicenda. E così mi avventurai ancora una volta nel Morese, stabilendo un contatto con Graziano Mesina. Graziano Mesina, con lui ho avuto un rapporto inizialmente tempestoso. Quando uscì il mio primo libro, la mia prima opera, L'Anonima Sequestri, Graziano Mesina mi querelò alla Procura della Repubblica di Milano per calunnia e diffamazione. Io ricordo questo, che era in corsa a Cagliari il processo all'Anonima Sequestri. Mi avvicinai con un collega, Alberto Pinna, del Corriere della Sera, alla gabbia degli imputati in una pausa dell'udienza, e mi avvicinai a Mesina. C'era molta curiosità in tutti noi, come in tutto il pubblico, in tutta la sala, in tutta l'aula, e il mio collega Alberto Pinna disse: Graziano, non conosci questo giovanotto qui? Fece questo gesto: no, è Mario Guerrini, quello che ha scritto L'Anonima Sequestri. Io vidi negli occhi, nella faccia di Mesina, un'espressione che non dimenticherò mai. Serrò la mascella e i suoi occhi diventarono improvvisamente foschi e molto forti nello sguardo. Mi fissò e disse: è vero? E disse: sì, sono io. Cioè, lei ha scritto delle cose che non doveva scrivere. Queste cose si pagano. Ora, non era una minaccia velata, era una minaccia più che esplicita, e il fatto che Graziano Mesina fosse in gabbia, fosse in galera, non alleggeriva il peso di quella minaccia, la pericolosità di quella minaccia. Bene, comunque, io in quel processo fui chiamato a testimoniare per 2 giorni. 2 giorni di quell'importante processo furono dedicati alla mia testimonianza, perché il presidente della Corte, D'Assise, che era il giudice Pili, aveva voluto ascoltarmi, in quanto io nel libro raccontavo particolari inediti, sconosciuti nell'Anonima Sequestri. E vi dico questo: raccontai molte bugie in quell'interrogatorio, perché il presidente della Corte più volte mi chiese, su richiesta degli avvocati che avevano il mio libro e saltavano da una pagina all'altra e dicevano: lei a pagina 80 ha scritto che questo episodio, chi le ha dato quelle informazioni? E via dicendo. Se avessi detto chi erano i miei informatori, avrei finito di fare il giornalista. E comunque, al di là di quello, era un impegno per me morale nei confronti di questi amici e colleghi che mi avevano aiutato in maniera eccezionale nel mio lavoro, e io ho sempre
rifiutato di dare i nomi dei miei collaboratori, dei miei informatori, e il giudice Pili a un certo punto disse: o lei risponde alle mie domande o tra mezz'ora lei è a buon cammino. Io cercai in tutti i modi, con bugie, di girare un po' a largo. A un certo punto accadde un episodio strano. Il presidente Pili improvvisamente guardò così e disse: sospendiamo l'udienza. Sospese l'udienza per un quarto d'ora, 20 minuti. In quel frattempo, non vi racconto tutto perché è scritto nel libro, andai a parlare, scortato dai carabinieri, ero già in stato di fermo in aula, col procuratore generale. Ebbi un colloquio con lui, poi riscesi, riprese l'udienza. Avevo fatto un accordo col procuratore generale. Alla fine, in sostanza, il presidente Pili mi disse: vada a posto, ma si ricordi che lei non può lasciare, questa era la formula di rito, la cinta daziaria della città sino alla fine del processo. Se vuole lasciarla deve chiedere la mia autorizzazione. E io mi accomodai, eccetera. Finita quell'udienza, l'avvocato di Mesina si avvicinò e mi disse: guardi, le porto i complimenti di Graziano Mesina perché lei non ha tradito i suoi informatori. Ecco, da quel momento io e Graziano Mesina, se posso dirlo, e lo dico oggi con piacere anche se parlo di un criminale, di un fuorilegge, da quel momento io e lui siamo diventati amici. Allora, quando la RAI mi chiese di fare da intermediario per il sequestro di Farouk Hassan, pensai ovviamente subito a Graziano Mesina, che del resto si stava occupando di fare la mediazione da tramite per la famiglia con i fuorilegge. Andai più volte di notte ad Orgosolo, parlai con Graziano Mesina, avevamo un lunghissimo accordo. Adesso io racconto un episodio perché qui è presente il protagonista. Graziano Mesina mi disse: stai tranquillo, tutto quello che succede, lui era in contatto diretto con i sequestri, era in contatto con Matteo Boi, tanto per essere chiari, che era il capo dei sequestratori di Farouk Hassan. Graziano Mesina, a Graziano io, quando lui mi disse: guarda, stai tranquillo, avrai tutte le notizie, quando il bambino è liberato io sarò il primo a saperlo e tu, Mario, sarai il primo a saperlo. Benissimo. Disse: cosa vuoi in cambio? E lui mi disse: non voglio nulla. Non voglio nulla. Guarda, la RAI è disposta anche a offrirti del denaro, non voglio nulla. E poi fece: però tu una cortesia me la puoi fare. Io? Benissimo, dimmi. Io ci tenevo molto, ovviamente, sia per un fatto di professionalità che si affermava, la mia, se potevo dare in anteprima queste vicende, e sia perché facevo un servigio, rendevo un servigio giusto alla mia azienda. E lui mi disse: io dopo che questa storia è finita avrò la libertà condizionata, potrò tornare in Sardegna, avrò bisogno di un posto di lavoro, mi devi aiutare a cercare un lavoro. Benissimo, ci penso io, gli dissi, incautamente, perché pensate cosa vuol dire trovare un posto di lavoro a una persona e soprattutto a Graziano Mesina. Benissimo, tornai a Cagliari e andai a incontrare un amico che è qui presente, si chiama Gianni Onorato, l'imprenditore Gianni Onorato. Andai da Gianni alla Motomar e gli dissi: Gianni, guarda, c'è questa situazione, Mesina mi chiede un posto di lavoro. Vedi Gianni, la sua espressione, che conosco molto bene, farsi un pochino pensierosa per 3 secondi. Lo prendo io, lo assumo io. Io rimasi di stucco perché non ero andato con
l'aspettativa che fosse lui ad assumerlo, ma che come imprenditore potesse consigliarmi. Dice: lo prendo io e lo metto qui come magazziniere, come guardiano alla Motomar. Puoi immaginare la curiosità della gente quando verrà qui a vedere le barche e troverà Graziano Mesina. Ecco, questo è uno dei tanti retroscena che io ho raccontato nel mio libro. Ci sono episodi, e in questo caso è stato un episodio piacevole, ma episodi anche molto duri, molto dolorosi. Io sono stato, credo, forse uno degli ultimi, se non l'ultimo giornalista ad avere un'intervista con il giudice Lombardini. Il giudice Lombardini è stato un grande magistrato. Se la Sardegna si è liberata dei sequestri di persona, lo deve, questa è la mia opinione, l'ho scritto nel libro, quindi ne parlo con franchezza e con assoluta determinazione. Se la Sardegna si è liberata del problema dei sequestri di persona, lo deve soprattutto alla direzione delle indagini compiuta dal giudice Lombardini, al quale ero legato da grande stima, diciamo amicizia, ma non è così perché non ci siamo mai frequentati. Però vi racconto un'altra piccola chicca, se mi consentite. Lombardini, nessuno lo sapeva, è stato uno speaker Rai. Quando io ragazzino, ma proprio ragazzino, alle prime armi, ero andato nella sede Rai di Viale Bonaria a portare le mie prime collaborazioni, vidi un giorno passare quest'omone. Lombardini era alto, robusto, con gli occhiali molto spessi, camminare coi fogli del Gazzettino Sardo che doveva andare a leggere e che leggeva facendo le prove di lettura. E poi seppi che si chiamava appunto Luigi Lombardini. Dopo qualche tempo non lo vidi più in Rai, sì. Dopo qualche tempo seppi che era il magistrato Lombardini e con noi è rimasto sempre un buon rapporto, ma ho scritto alcune cose nel libro molto particolari che susciteranno la vostra curiosità e che non vi racconto in questo momento. Comunque Lombardini fece una grande opera contro questi fuorilegge, è stato amato da tutte le forze dell'ordine. Polizia e carabinieri avevano per lui, qui credo che ci siano parecchi esponenti, diversi esponenti, diversi poliziotti che sono anche con me in rapporti di amicizia, e questo sono sicuro che saranno del mio stesso parere. Lombardini riuscì a catturare la maggior parte dei più importanti sequestratori della Sardegna, estirpò lui con l'aiuto delle forze dell'ordine questa mala pianta della Sardegna. Poi Lombardini fu al centro di dure polemiche sul suo conto, nelle quali è difficile entrare. Una cosa posso dirvi: Lombardini era un uomo onesto, non ha mai condotto vita diversa da quella di un uomo semplice, amante del suo lavoro, ha vissuto esclusivamente per il suo lavoro, non ostentava ricchezza o benessere, girava con un maggiolino Volkswagen, ha girato con un maggiolino Volkswagen credo per 20 anni, si vestiva in maniera, lo dico, semplice, dimessa quasi, ha fatto il suo lavoro con passione, alla fine è stato messo sotto inchiesta, non credo a quello che è stato detto su di lui. C'erano bruttissimi giochi di palazzo all'epoca al Palazzo di Giustizia di Cagliari. Lui, Lombardini, aspirava alla direzione antimafia, alla direzione nazionale. Si scatenò una lotta
molto dura, ma altre correnti, lui era un cane sciolto, ma altre correnti della magistratura purtroppo si mobilitarono e questa lotta intestina portò alla fine a una situazione dolorosa e, come sappiamo, Lombardini si suicidò. Io andai a trovarlo poco tempo prima di questo evento, lui si sfogò con me, ebbi la sensazione, lo dico con amarezza, di avere di fronte un uomo finito, un uomo condannato all'oblio, e quello che successe poi fu la conferma di quella mia sensazione. Il sequestro di persona comunque oggi non esiste più, grazie anche a Lombardini. E voglio dire questo, grazie anche, lo ribadisco ancora, alle vittime dei sequestri di persona, e voglio ricordare tutti coloro i quali non sono tornati. E ne ricordo uno soltanto, una donna, Vanna Licheri, madre di famiglia di Macomer, una imprenditrice, portata, strappata via dalla famiglia e non è più tornata a casa. Una semplice donna, una persona squisita, così mi hanno raccontato, io non l'ho conosciuta. Ecco, nel nome di Vanna Licheri e di tutti coloro i quali hanno subito questo oltraggio, io ho voluto scrivere questo libro e raccontare le mie esperienze sul fronte del banditismo. Ho avuto rapporti, come ho detto prima, con magistrati, ho fatto il nome di Lombardini, ma ce ne sono stati altri. Ho avuto rapporti con importanti esponenti delle forze di polizia, alcuni dei quali ho ricordato il commissario Corrias, il dottor Gianfranco Corrias, che è stato capo della mobile a Cagliari e fece una bellissima carriera, fu questore, prefetto, fu l'uomo che liberò a Padova il generale americano Dozier, che era stato rapito dalle Brigate Rosse. Con il dottor Corrias io ho avuto un rapporto straordinario, ero un ragazzino, era all'inizio della mia carriera, mi prese in simpatia, mi aiutò molto, ma veramente tanto, mi fece fare delle esperienze che mi servirono nello sviluppo della mia carriera. Quindi ho incontrato magistrati, poliziotti, ho incontrato i banditi, sono diventato amico di alcuni dei peggiori. Io ho incontrato per esempio Nino Cherchi, col quale ho ancora dei rapporti, se ogni tanto l'uomo scantona un po'. Ho incontrato un altro, adesso non lo dico, però è morto poco, l'ultima volta che l'ho visto è morto, un mese dopo è morto in un conflitto a fuoco con le forze di polizia. Con queste persone ho sempre avuto un rapporto molto professionale, molto distaccato, non mi è stato mai chiesto nulla di particolare, nulla che andasse oltre quelli che erano i doveri della mia professione. Io credo che la mia esposizione sia a questo punto abbastanza completa. Vorrei approfittarne invece, se voi siete d'accordo, per lasciare a voi, se lo ritenete opportuno, se avete questa curiosità, la possibilità di farmi qualche domanda, di chiedermi qualche cosa in merito a quelli che sono stati gli eventi terribili dei sequestri di persona. Grazie per ora. Dottor Guerrini è il testimone diretto, il testimone che ha registrato con il libro, con i suoi testi e i suoi reporter, le sue trasmissioni, i fatti accaduti in quel periodo. E sono fatti bui, io lo ripeto, l'ha detto anche il dottor Guerrini, fatti comunque che devono essere raccontati,
che tutti i sardi devono conoscere, e soprattutto i ragazzi, soprattutto perché la criminalità, certo il sequestro di persona non esiste più, però dà l'opportunità anche di parlare di criminalità, che c'è la criminalità, è cambiato l'obiettivo, ma la criminalità c'è ancora. Ecco perché il libro è una buona opportunità. Guardate, ho tralasciato di dire una cosa molto importante. Il sequestro di persona è finito per i fattori che io vi ho raccontato, ma anche per un altro motivo molto importante. La criminalità delle zone pastorali a un certo punto, visto che il sequestro di persona non rendeva più, ha cambiato mercato, si è orientata nel mercato della droga. Oggi non c'è ovile in Barbagia che non conosca la droga, non solo in Barbagia, giusto, in tutta la Sardegna, ma nelle zone che prima erano il fulcro, l'origine delle imprese banditesche legate ai sequestri di persone, in quelle zone ora anziché ai sequestri si pensa alla droga e si commercia la droga. E purtroppo anche in questo campo le notizie non sono rassicuranti. Noi abbiamo una fortuna in Sardegna, quella di non avere rapporti con la criminalità organizzata siciliana, calabrese, pugliese, mafiosa in genere o campana. Questo fatto è molto importante perché dove la mafia opera con la sua con i suoi reparti militari, perché questa è l'espressione giusta, veramente la realtà sociale cambia in peggio in maniera tremenda. Noi non abbiamo la criminalità organizzata e quindi nel settore della droga ci si muove ancora oggi con piccoli personaggi che gestiscono a piccolo livello quartieri e poco più il commercio della droga. Oggi c'è un altro fenomeno molto preoccupante per quanto riguarda la droga in Sardegna, e il fenomeno è quello della mafia nigeriana. Io credo di essere stato forse il primo a sottolineare questo pericolo come giornalista della mafia nigeriana. Ho segnalato che la mafia africana è pericolosa in tutte le sue espressioni, ma quella nigeriana è la peggiore. E ho raccontato proprio in uno dei miei post nel mio osservatorio, ho raccontato proprio che ormai c'erano segnali della presenza della mafia nigeriana in Sardegna, a cominciare da Cagliari. Non a caso, dopo 2 mesi, le forze di polizia hanno fatto una bellissima operazione arrestando una ventina di componenti e smantellando una importante organizzazione della mafia nigeriana. Cosa voglio dire? Dai sequestri la criminalità urbana e cittadina è passata alla droga e oggi questo è il flagello che colpisce la Sardegna. Per fortuna almeno questa volta non siamo stati noi propugnatori di questo reato, di questa avventura criminale che porta a tanti lutti e a tanti dolori. Spero di avere qualche intervento, grazie. Certo.